Ennesima aggressione a danno di un autista 53enne di autobus preso a pugni in volto da un passeggero che viaggiava senza biglietto. È accaduto a Jesolo in piazza Internazionale sull'autobus che arrivava da Punta Sabbioni diretto al terminal di via Equilio. È un problema da porre rimedio, è un problema sicuramente di sicurezza e ordine pubblico, ma anche di comportamento da censurare. Tuttavia questo episodio avviene in un inverno che nel nostro territorio è stato molto tranquillo da un punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche perché il controllo e il presidio da parte della polizia locale e di tutte le forze dell'ordine è costante notte e giorno, e quindi auspichiamo che sia veramente un episodio limitato. L'aggressore ventenne, quando è salito a bordo ed è stato invitato ad acquistare il biglietto, dopo una serie di proteste ha iniziato a prendere a pugni l'autista. Poi è fuggito con alcuni passanti che hanno anche provato a rincorrerlo, mentre l'autista sanguinante ha chiesto aiuto in un bar dove i gestori nel frattempo hanno chiamato i carabinieri che stanno indagando. Il 53enne è stato poi medicato al pronto soccorso e visitato da un oculista e da un dentista per i gravi traumi riportati. Questi sono episodi da condannare fermamente, ha commentato il presidente di ATVO. All'autista la massima solidarietà mia e dell'azienda che lo assisterà. Apriremo, ha concluso, un'istruttoria per verificare come si sono svolti i fatti per poi procedere di conseguenza. Anche la CISL è intervenuta sull'episodio. In accordo con la nostra FIT CISL siamo a chiedere a gran forza alle istituzioni e quindi al Parlamento che vada a introdurre quella misura prevista anche per altre figure e quindi di equiparare gli autisti ai pubblici ufficiali, affinché questo possa essere un deterrente.